Arrivano, manco a dirlo, tutti in bicicletta. Un festoso corteo su due ruote, partito da Piazzale Sicilia e arrivato al municipio di Via Palazzo per consegnare al comune un decalogo a favore di mobilità sostenibile, tutela dell'ambiente e della salute. 10 proposte per cambiare le modalità di spostamento a Mestre, stilate da FIAB Mestre Amici della Bicicletta, Associazione Pedalia, Pedale Veneziano, Amico Albero, Sette Nani e cittadini di Mestre in Rete. Dopo il Covid non deve esserci l'invasione delle automobili ancora di più di prima, perché la gente giustamente ha paura dei mezzi pubblici in parte e quindi la tendenza è usare ancora la macchina. Perciò il Comune deve assolutamente favorire l'uso della bicicletta e della pedonalità, tutte e due le cose. Tra le priorità, ampliare la rete ciclabile a partire dal completamento della Mestre Venezia con un park bici per pendolari e attuare interventi di moderazione del traffico sia attraverso limiti di velocità più stringenti che ripristinando le zone a circolazione limitata. Tutti i quartieri, tutte le zone che adesso sono pericolose per i bambini perché non sai se puoi farlo uscire di casa, tutte quelle zone lì dovrebbero diventare, facciamo l'esempio fra via Piave e via Dante, facciamo l'esempio fra via Carossa, via Bissuola e via San Donà, cioè sono zone che potrebbero diventare tutte 30 km all'ora e traffico limitato. Per promuovere questa nuova visione di città si è mobilitato il mondo delle due ruote locale, anzi anche delle quattro, basta che ci siano i pedali. Non si lo può so. girare in risciò per Mestre? Sì, si può girare in risciò, è una cosa che si può fare e è dentro i limiti di legge, cioè 1 metro e non arriva a 3 metri, cioè una bicicletta può essere 1,30 m per 3 metri di lunghezza e allora può circolare in strada. Di più, se fosse 3 metri e 10 anche, è fuori legge. Okay. Diversamente, cioè solo in Italia c'è questo limite di legge, perché se andiamo in Nord Europa, ad esempio, troviamo biciclette che sono lunghe 7 metri.